Viabilità ed infrastruttura in primo piano, le categorie economiche del Veneto si sono ritrovate oggi per chiedere uno sbocco a nord ed il potenziamento del porto. I soldi che Venezia attendeva dopo l'acqua alta del 12 novembre scorso sono stati sbloccati, ora non resta che attendere l'arrivo di 84 milioni di euro. I carabinieri di Marcona hanno denunciato per truffa 13 persone che in maniera sistematica vendevano merce di seconda mano online. Un filmato che vede protagonisti gli studenti cinesi a Venezia, l'iniziativa per ribadire l'amicizia tra Italia e Cina con immagini girate in alcuni luoghi simbolo. Nuovi macchinari nel reparto di radioterapia dell'ospedale di Mestre Venezia, un reparto che migliora di continuo nel massimo rispetto del paziente in un momento delicato. Carlo Verdone a Mestre con Anna Foglietta e Rocco Papaleo per promuovere il suo nuovo film. Il regista ricorda l'infanzia trascorsa al Lido ed il suo incontro con Alberto Sordi. Il Carnevale di Venezia entra nel vivo con due degli appuntamenti più attesi e Piazza San Marco inizia ad animarsi di maschere. Bene, ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Viabilità ed infrastrutture in primo piano, perché oggi a Venezia le categorie economiche del Veneto si sono ritrovate per chiedere uno sbocco a nord ed il potenziamento del porto. Serve una nuova programmazione per non perdere competitività. Il messaggio lanciato. Sentiamo. Serve ragionare dell'accesso a mare al Veneto e quindi il porto di Venezia, e serve ragionare dell'accesso all'Europa e quindi dal nostro punto di vista il prolungamento dell'A27 verso l'Austria e la Germania. Non possiamo certamente continuare a viaggiare su strade che sono ferme ancora a una progettazione di 70 anni fa. L'economia veneta del futuro e il suo export dipenderanno sempre di più dalle infrastrutture. Per questo sbocco a nord, leggi anche prolungamento dell'A27 e potenziamento del porto di Venezia, sono una priorità. Da qui il messaggio di Unioncamere del Veneto e CISL a Regione, Governo e Bruxelles perché la nuova programmazione tenga in considerazione il nord-est, territorio che rischia di perdere competitività rispetto al centro dell'Europa, ma anche all'asse lombardo-emiliano e al Brennero. Ci sono dei transiti molto importanti verso il Brennero, quindi il 70% della produzione italiana passa da quella parte lì. Ma di quel 70% il Veneto ha un ruolo fondamentale. Il Veneto contribuisce per il 13% a questo e quindi non possiamo certamente pensare di rimanere all'angolo. Assolutamente un'apertura verso nord e verso sud utilizzando anche la pedemontana, mantenendo in considerazione anche i collegamenti intervallivi. Ma non c'è solo l'ipotesi autostrada sul tavolo, altro tema infatti è quello di un collegamento ferroviario verso nord, anch'esso assente, cruciale per gli artigiani della CNA e per lo stesso porto di Venezia. Questo territorio ha bisogno di infrastrutture che non sono solo viarie ma sono anche infrastrutture ferroviarie, ma io dico anche infrastrutture immateriali, perché non dimentichiamoci che l'importanza dello sviluppo della competitività viaggia anche attraverso a questa parte di importanza e infrastrutture. Sicuramente va considerata la necessità di implementare la connessione ferroviaria che va verso nord. Questo è sicuramente la priorità e la necessità del futuro. I soldi che Venezia attendeva dopo l'eccezionale acqua alta dello scorso novembre sono stati sbloccati, ora non resta che capire quando arriveranno. Il Consiglio dei Ministri sblocca 84 milioni di euro per Venezia, pronti a erogare i primi rimborsi a 6.916 tra privati e imprese, oltre ad avviare altri 37 milioni di euro di cantieri per il ripristino della città. Una risposta concreta, un lavoro di squadra. L'annuncio è arrivato con un tweet del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, commissario per l'emergenza acqua alta. Brugnaro precisa che questo secondo stanziamento segue quello da 20 milioni deliberato il 14 novembre scorso dal governo, contemporaneamente alla dichiarazione dello stato d'emergenza all'indomani dell'acqua alta da record del 12 novembre, per cui venne in città anche il Premier Conte. I lavori di ripristino interesseranno scuole, sedi istituzionali, musei, la viabilità acquea di Venezia e Isole, città metropolitana Fenice, musei civici e provveditorato alle opere pubbliche del Triveneto.
Ora, ha concluso Brugnaro, dobbiamo impegnarci perché questi soldi arrivino nel più breve tempo possibile nelle tasche dei veneziani. Nei prossimi giorni, appena avremo la disponibilità delle somme, fatte le doverose verifiche anche con il supporto della Guardia di Finanza, provvederemo come struttura commissariale a comunicare da quando si potranno erogare i rimborsi, una volta ricevuti tutti i corrispettivi richiesti. I carabinieri della stazione di Marcona hanno denunciato per truffa 13 persone che in maniera sistematica e utilizzando i siti di e-commerce dedicati alle vendite tra privati mettevano in vendita merce di seconda mano simulandone il possesso e facendosi accreditare su carte di pagamento ricaricabili somme di denaro come anticipo o controvalore per poi non consegnare il prodotto. L'indagine è partita dalla presentazione di numerose denunce tra marzo 2019 e febbraio di quest'anno ha svelato i meccanismi degli inserzionisti residenti tra le province di Brescia e Bergamo, in Lazio e in Sardegna, che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Venezia per truffa aggravata. Il danno complessivo calcolato è di circa 13.000 euro. Un filmato vede protagonisti gli studenti cinesi che studiano a Venezia. L'iniziativa è del network internazionale della FISPMED che vuole ribadire l'amicizia tra Italia e Cina, forte più che mai anche ai tempi di questa grande emergenza sanitaria. Le immagini girate in alcuni luoghi simbolo della cultura veneziana. Un video che vede impegnati alcuni studenti universitari cinesi che studiano a Venezia e sono perfettamente integrati nel territorio lagunare. Il messaggio è chiaro: combattere l'intolleranza e ribadire l'amicizia tra Venezia e la Cina, anche ai tempi dell'emergenza planetaria del coronavirus. Regista dell'operazione, l'associazione FISPMED di Venezia, un network che riunisce molte associazioni internazionali. Un monito accurato che parte proprio dai giovani. In questo momento è una situazione più complicata e anche la difficoltà per noi, tutti i cinesi, anche per noi, i studenti cinesi che noi studiamo a Venezia, soprattutto che in questo periodo che abbiamo iniziato un progetto che vorremmo registrare un video per sentire i nostri amici italiani. Coinvolti molti luoghi simbolo della città. Abbiamo organizzato in alcuni luoghi della cultura formativa veneziana, cioè IUAV, Ca' Foscari, Accademia di Belle Arti, la lettura di alcuni brani in cinese e in italiano per denunciare che non bisogna avere paura, ma bisogna lottare tutti assieme per sconfiggere questo virus. Ecco perché l'idea, l'importanza della cooperazione internazionale. Scelto per le riprese anche una location particolare, come la caserma Guglielmo Pepe di San Nicolò al Lido di Venezia, gestita proprio dalla FISPMED di Venezia. E Venezia abbraccerà virtualmente la città di Wuhan con il concerto per la Cina, un fiore di speranza sulla via della seta, in programma il prossimo 23 febbraio, organizzato dalla Fondazione Ugo e Olga Levi insieme al Conservatorio Benedetto Marcello, con il supporto di Francesco Stocchino Weiss, operatore culturale veneziano impegnato da molti anni in Estremo Oriente. L'evento prevede diversi momenti musicali di giovani artisti cinesi ed italiani, tutti allievi del Conservatorio veneziano. Il concerto prenderà il via nel portico del Primo Piano Nobile, uno dei luoghi più scenografici di Palazzo Pisani, dove verrà eseguita musica da camera, vocale e strumentale. Successivamente nella sala concerti vi sarà la messa in scena della Serva Padrona, opera buffa di Giambattista Pergolesi. A conclusione verranno eseguiti in collegamento streaming con One 3 brani, l'ultimo dei quali è la canzone popolare Fiori di Gelsomino, da cui Puccini ha tratto il finale della Turandot. Venezia e One la canteranno all'unisono. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Venezia ha sottoposto a sequestro a Chioggia un'area di 6.000 metri quadrati e 3 immobili in avanzato stato di degrado che erano utilizzati come deposito incontrollato di rifiuti speciali. All'interno del terreno i militari della sezione operativa navale di Chioggia hanno trovato vecchi pneumatici, alcuni interrati in una vasca del letame e numerose coperture in amianto in decomposizione. Tutta l'area sarà oggetto di analisi da
da parte del personale dell'ARPAV che provvederà alla caratterizzazione dei rifiuti per stabilirne il corretto smaltimento e definire il danno ambientale arrecato al terreno confinante che ha delle aree coltivate. 2 persone sono state denunciate. Dal Consiglio regionale del Veneto parte una proposta di legge statale contro l'obbligo di pagamenti tracciabili per detrarre una serie di spese, a iniziare da quelle sanitarie in strutture private non accreditate. No all'obbligo dei pagamenti tracciabili per beneficiare delle detrazioni fiscali. A dare fuoco alle polveri contro la nuova norma che prevede l'uso della carta di credito o del bancomat, di un assegno o di un bonifico bancario postale per beneficiare di detrazioni nella dichiarazione dei redditi, è il consigliere regionale di Veneti Uniti Massimiliano Barison, primo firmatario di una proposta di legge statale contro un provvedimento che afferma segna una piccola rivoluzione nel bilancio di molte famiglie. Tutte le spese mediche che vengono effettuate in centri medici privati non accreditati, il classico dentista piuttosto che l'oculista. Quando tu vai a pagare, se paghi in contanti non puoi usufruire della detrazione del 19% nella dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo. Significa che su 100 euro pagati in contanti per la visita oculistica tu perdi 19 euro. La quota che si paga per l'iscrizione a scuola anche con bollettino postale, se tu la paghi in contanti non la detrai. L'iscrizione in palestra dei figli piuttosto che le spese universitarie, anche queste sono detraibili solo se pagate con strumenti tracciabili, bancomat o carte di credito. La Regione ha la possibilità di approvare leggi che poi vengono poste all'esame del Parlamento, come si vuole fare in questo caso, dove nel mirino c'è un provvedimento che, presentato come strumento di lotta all'evasione fiscale, appare invece a chi si batte per la sua abrogazione come una sorta di nuova manovra economica per mettere mano nelle tasche dei cittadini che non avranno gli strumenti per adeguarsi. Noi crediamo che questa sia una cosa assurda, perché abbiamo fasce della popolazione come anziani che non hanno questi strumenti e non sono neanche interessati ad usarli, per cui perderanno queste detrazioni del 19%. Lo Stato ha già quantificato a quanto ammonteranno. Praticamente ammonteranno il prossimo anno a quasi 1 miliardo di euro. Significa che ogni famiglia perderà con questo piccolo stratagemma circa 150-200 euro all'anno. Nuovi macchinari nel reparto di radioterapia dell'ospedale di Mestre Venezia, un reparto che migliora passo dopo passo nel massimo rispetto del paziente in un momento delicato della sua vita. Nuove strumentazioni di radioterapia di primo livello nell'ospedale civile di Venezia e nell'ospedale dell'Angelo a Mestre sono state presentate dall'Ulstre Serenissima. Una macchina, un acceleratore per la sede di Venezia e un altro acceleratore per la sede di Mestre per poter erogare dei trattamenti radianti con la tecnologia più avanzata disponibile sul mercato per i pazienti oncologici. Le nuove macchine non sono orientate a dare dosi maggiori al tumore, ma bensì ridurre al minimo gli effetti collaterali che un trattamento di radioterapia su alcune zone del nostro corpo può comportare come effetti collaterali, sia acuti in fase di trattamento sia tardivi a paziente guarito. Parliamo di costi intorno ai 2 milioni di euro per singola macchina. La Regione ha previsto per questa azienda, sia presso la sede di Mestre che presso la sede di Venezia, questo investimento che è sicuramente importante, tecnologicamente avanzato e che ci consentirà di mettere tutta la radioterapia di questa provincia in sicurezza, ma soprattutto per dare una garanzia di massima prestazione al paziente. Il reparto di radioterapia dell'ospedale dell'Angelo è in continuo miglioramento e con progetti atti a far sentire il più possibile il paziente a suo agio. Grazie alla collaborazione con la LILT di Mestre e la pittrice, l'artista Clarice Rinier, sono stati nell'arco di questi 4-5 anni prodotti quasi 46 pannelli che hanno riempito il nostro reparto, le pareti del nostro reparto, le sale di attese di colori. Insieme alle associazioni dei volontari si è creata una rete di trasporto per tutti i pazienti della provincia di Venezia, quelli che vogliono accedere alla radioterapia e hanno problemi logistici nel raggiungere la sede del trattamento. Non solo, ma anche una collaborazione con la gastroenterologia per quanto riguarda il problema nutrizionale. Un'equipe che lavora in sinergia a 360 gradi.
Ogni giorno un gruppo di specialisti che si occupano delle varie patologie, quindi c'è il gruppo oncologico multidisciplinare toracico che si occupa dei tumori del polmone o del tumore del distretto toracico, come quello dei pazienti con patologie della sfera ORL, cioè laringe, faringe e cavo orale. E ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Parliamo ora di Carnevale, prima con una notizia di cronaca, perché la Guardia di Finanza ha sequestrato 42.000 maschere tipiche del Carnevale di Venezia per un valore commerciale di diverse migliaia di euro, che queste maschere non erano in regola con la disciplina sul Made in Italy. Gli articoli erano esposti in alcuni negozi del centro storico ed erano corredati da etichette riportanti il tricolore della bandiera italiana e una sorta di certificato di garanzia che attestava la loro realizzazione a mano nella città lagunare. Peccato però che le maschere fossero prodotte in Romania. Ed ora la festa invece del Carnevale, perché con questo fine settimana si entra nel vivo dei festeggiamenti con due tra gli appuntamenti più attesi della tradizione veneziana tra storia e folklore, e Piazza San Marco comincia ad animarsi di maschere. Il Carnevale di Venezia nel weekend vivrà due degli appuntamenti più attesi ed emozionanti dell'intera kermesse. Un inno alla gioia e alla voglia di vivere della città storica, nonostante non poche difficoltà. Sabato pomeriggio il corteo delle Marie con partenza da Castello, domenica mattina il volo dell'Angelo dal campanile di San Marco. Il Carnevale di Venezia 2020 entra nel vivo. Dopo il prologo di sabato scorso, 8 febbraio, in Canale di Canareggio con Amoris Causa, torniamo sui Masigni, questa volta della città storica, per i due eventi tradizionali d'apertura, la Festa delle Marie e il Volo dell'Angelo. Molti i figuranti coinvolti sabato pomeriggio, come spiega bene Massimo Andreoli, presidente del Comitato Europeo Rievocazioni Storiche, colonna portante dell'organizzazione della festa. Wavens, insieme al Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche, accompagnerà le 12 magnifiche ragazze, le 12 Marie, con questo grande corteo di soldati, cavalieri, armigeri, trampolieri, musici, sbandieratori, da San Pietro di Castello, appunto partenza alle 15, per arrivare piano piano fino a Piazza San Marco per la presentazione al pubblico di quelle che saranno le grandi protagoniste del Carnevale. Domenica mattina, poi, tutti con gli occhi al cielo e il naso all'insù e il fiato sospeso in Piazza San Marco per seguire il classico Volo dell'Angelo. Linda Pani scenderà piano piano per essere accolta dal Doge qui in Piazza San Marco. Vi aspettiamo, è il momento veramente più emozionante, più tradizionale, più veneziano che noi regaliamo a tutti gli ospiti del Carnevale di Venezia 2020. E da oggi l'attore e regista Carlo Verdone era a Mestre per presentare il suo ultimo film ed ha ricordato l'infanzia trascorsa al Lido di Venezia. Si vive una volta sola. Il 26 febbraio uscirà il nuovo film di Carlo Verdone con Rocco Papaleo, Max Tortora e Anna Foglietta. Il 27esimo film del regista che, con la tragicomicità che lo contraddistingue, punta sull'amicizia di 4 persone di un'equipe chirurgica. Le varie declinazioni dell'amicizia, dall'apoteosi alla rottura, alle difficoltà e alla ricomposizione in qualche modo, anche perché accadrà un evento molto, molto delicato che dovrà per forza riunirli per aiutare uno di loro. In un momento, in un periodo in cui l'amicizia è una parola della quale si abusa molto, ma in realtà è poco frequentata, perché ormai siamo tutti soli sui social, diciamo che abbiamo 15.000 amici, poi in realtà nella verità tocchi, non c'è nessuno, e quindi è un tema invece molto attuale, perché invece c'è bisogno del contatto fisico con l'amico, perché l'amico, come abbiamo detto anche in conferenza stampa, è la vera medicina. La presentazione all'M9 di Mestre, modellata da Luigi Bacialli, direttore di Media Nord-Est e presidente di Venice Film Commission, in cui Verdone ha ricordato lo stretto legame con la città di Venezia, in particolare con il Lido, dove trascorreva le vacanze da bambino.
Un giorno mia madre mi diede un pezzo di carta e mi disse: vai a chiedere l'autografo a Alberto Sordi, sta là, è quel signore. Io mi misi in fila, c'erano dei bambini, delle altre persone. Quando sono arrivato davanti a Alberto Sordi, che per me era un nome, perché io non avevo visto nessun film ai Sordi, lui mi disse: io a te non te lo faccio. Io diventai rosso, dissi: va bene. No, lo sai perché te lo faccio? Perché sei russo, tu sei russo. No, dico, io sono di Roma. No, tu sei nato a Mosca, sei russo. Ma non ho mica capito perché mi ha risposto così. Allora a quel punto io dissi: presi e scappai via, mi misi in testa che Sordi odiava i bambini. Quindi poi però vedi com'è il destino, ci ha fatto rincontrare in un film. Ma se il Lido è nei ricordi di Verdone, Papaleo e Foglietta si emozionano parlando di Venezia. Mi ricordo una notte magnifica durante il festival, tornare col vaporetto dal Lido fino a... cioè è una cosa che ha le dimensioni del sogno, insomma. Quindi insomma essere qui c'è sempre un motivo di godimento, se posso usare una parola forte. Sono stata a Mestre in tournée al Teatro Toniolo e mi è piaciuto tantissimo la gente, ho apprezzato particolarmente, avete veramente un bellissimo carattere, un bellissimo modo di porvi nei confronti dell'altro, è una qualità non da poco. E poi ho avuto il privilegio di fare un giro privato per Venezia, la Venezia meno famosa, quella meno conosciuta, e ho apprezzato il silenzio che c'è in certe strade, sì, non si chiamano strade, però insomma lì, e ho amato tantissimo tutta la parte del ghetto, le sinagoghe. Ed era questo l'ultimo servizio, vi ricordo l'appuntamento con 20:10, si parlerà di politica, di candidature in vista delle prossime elezioni regionali. Caccia all'antizaia, il titolo della puntata di questa sera, ospiti in studio Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle e Giacomo Possamai del Partito Democratico. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Non cambia la situazione sul nostro territorio, il tempo risulterà sempre stabile. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 15 febbraio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso, non sono attese piogge. Sarà possibile solamente dalla sera la formazione di qualche nebbia in pianura. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime invece fino a 14 gradi all'incirca. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, sole prevalente, tuttavia con qualche addensamento ma innocuo sulle zone costiere. Temperature minime fino a 6 gradi, massime invece sui 12 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove anche qui sarà bel tempo con cielo al massimo velato. Vediamo anche le temperature minime fino a -3 gradi, massime sui 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.